Risanamento, e questo è il tema di un seminario che si è tenuto in Regione. Obiettivo: tutelare la salute dei cittadini dagli effetti altamente nocivi di questo componente radioattivo che è presente nell'edilizia di alcune zone del Veneto. Fornire ai comuni direttamente interessati la possibilità di valutazione dei rischi e indicazioni tecniche su come risanare gli edifici. Questi gli obiettivi indicati nel convegno a Palazzo Ferrofini su gas radon tra prevenzione e risanamento. L'esposizione al radon aumenta il rischio di tumore polmonare e ha effetti sinergici con il fumo di sigaretta, per cui i fumatori hanno un rischio molto più elevato rispetto a chi non fuma. Questo è un problema che è relativamente poco conosciuto, ma tra gli addetti ai lavori lo è di più. Il radon è un gas radioattivo naturale, proviene principalmente dal sottosuolo, prodotto dal decadimento dell'uranio. All'aperto si disperde miscelandosi con l'aria presente in atmosfera, mentre all'interno di ambienti chiusi può concentrarsi raggiungendo livelli elevati. È un gas presente nella zona pedemontana, nella zona montana della nostra regione, e proprio per questo abbiamo deciso di presentare un progetto di legge che prevede un piano regionale di monitoraggio e di risanamento nelle aree soggette a questo rischio. All'incontro presenti tecnici della Regione e di ARPAV che hanno parlato dei sistemi di prevenzione e bonifica dell'edilizia esistente e di nuova costruzione, degli effetti del radon sulla salute e degli sviluppi normativi. Ripartono le storiche fonderie Zen di Albignasego nel Padovano, costrette a chiudere per la crisi. Ora una cooperativa formata da manager e operai